Buongiorno a tutti, cari telespettatori, siamo a una nuova puntata della rubrica Ecologia e Territorio sulla piattaforma di Veneto Globe. Oggi ho pensato di invitare Andrea Fattorell, che è un amministratore di condominio. Ciao Alberta, buongiorno a tutti. È un ospite che abbiamo già avuto e che qualche mese fa ci aveva già parlato di quelle che è la politica del risparmio energetico legata al mondo dei condomini, e quindi abbiamo pensato di richiamarlo per vedere se in questi mesi sono cambiate, se qualcosa a livello politico è cambiato, se ci sono delle novità. Per quanto riguarda le detrazioni del risparmio energetico, ci sono delle novità anche perché siamo prossimi all'approvazione delle... Sì, esattamente, la legge di stabilità è in fase di approvazione. C'è qualche problema che ben sappiamo con il governo, ma in realtà le linee guida sono già state tracciate e hanno confermato le detrazioni fiscali del 50% per quanto riguarda le ristrutturazioni, quindi interventi di edilizia, mentre ci sono delle novità interessanti per quanto riguarda i bonus riferiti alla riqualificazione energetica dei fabbricati, in quanto ad esempio il bonus del 65%, che è uno dei due interventi di riqualificazione più adottati ultimamente, è stato prorogato addirittura con la possibilità di usufruirne per i prossimi 5 anni. Ma la ristrutturazione energetica in quali ambiti pratici va a ricadere? La riqualificazione dei fabbricati dal punto di vista energetico spazia dai serramenti alla sostituzione della caldaia con un tipo a condensazione, con gli interventi in copertura, e poi ci sono altri tipi di interventi che possono essere oggetto di agevolazione, assolutamente sì. E che tu amministri molti condomini, sì. Quali saranno secondo te i bonus a cui i condomini attingeranno di più? Beh, ovviamente siamo già in inverno, c'è una norma UNI che è la 10.200 che verrà recepita, era prevista dal 1 gennaio 2017, c'è stata una leggera proroga ad aprile, ovviamente perché siamo in inverno, fare certi tipi di interventi sulle caldaie, sugli impianti centralizzati è un po' un problema. Che riguarda la contabilizzazione e la ripartizione dei costi per quanto riguarda le spese di consumo energetico, riscaldamento, in questo caso invernale, e condizionamento estivo. Quindi permetterà ai condomini di poter avere sotto controllo il proprio consumo, quindi avere delle valvole che potranno... quelle che si vedono adesso sui giornali che sono tutti preoccupati perché devono essere queste valvole. Esattamente, valvole termostatiche e i ripartitori che sono dei misuratori di calore, in questo caso di passaggio di acqua calda, che permette all'amministratore di poter ripartire i costi in maniera più equa. Quindi esatto. Ognuno paga quello che consuma. In realtà ci sarà una quota fissa che adesso si chiamerà quota involontaria, che è ovviamente quella che va a determinare la dispersione dell'impianto. Cosa succede? Che ovviamente i condomini dovranno essere più attenti per poter risparmiare. Ma questi interventi vengono fatti a livello globale di tutto il condominio o ogni condominio non lo fa singolarmente? No, ovviamente il condominio deve essere totalmente d'accordo nel fare questo tipo di attività, ovviamente perché non si può lasciare un appartamento con un certo tipo di ripartizione e un altro. Ed è facile quando ci sono grandi condomini riuscire a far convergere? Ma il nostro lavoro non è proprio facile. Lo sappiamo tutti. Anche perché un conto è quando ci sono tante risorse, adesso in carenza di risorse magari ognuno tira indietro, no? Sì, la teoria del risparmio cozza inevitabilmente con il momento storico che stiamo vivendo. È difficile far digerire i condomini quando magari hanno altre spese da tirare fuori o magari c'è meno lavoro, qualsiasi tipo di problema che ben conosciamo tutti, dover appunto obbligare i condomini a fare questo tipo. Però se la normativa lo prevede voi dovete fare in modo che... Non c'è nessuna possibilità di derogare, assolutamente. La norma UNI è una norma europea, quindi l'Italia deve per forza di cose aderire. C'è per esempio questa delle valvole, c'è un termine entro il quale bisogna mettersi in regola? Sì, era il 31 dicembre 2016 ed è stato prorogato, come spesso succede in Italia, al 30 aprile, se non ricordo male, 30 aprile 2017. Ma c'è qualcuno che viene a verificare tutto ciò o è un'autocertificazione del lavoro fatto? No, allora c'è una verifica da parte dell'ente che deve controllare. Il problema è che ci sono anche delle sanzioni, ma che non si sa ancora chi dovrà sanzionare. Ecco, come spesso quindi succede. Se uno non mette a norma
facilmente sarà sanzionato, però non si sa l'entità e non si sa l'ente. Bravissima, bravissima. L'entità si sa, non si sa chi l'entità dovrà controllare. L'entità della sanzione Bravissima. si sa. Esattamente così. Ma e alla fine il condomino ha una responsabilità su tutto ciò? Ecco, lì come sempre la responsabilità è a capo di chi ha la gestione, quindi la tutela legale del condominio, ovvero l'amministratore. Ovviamente l'amministratore cosa fa nel momento in cui obbliga il condomino e il condomino non reagisce positivamente, ovvero non vuole pagare, si innescano ovviamente dei problemi interni al condominio che l'amministratore deve risolvere secondo le sue Comunque professionalità. questa è la scadenza più prossima o ce ne sono altre di questo tipo? La scadenza più prossima è questa, cioè la norma UNI è appunto in fase di, mancano pochi mesi, quindi siamo mai al termine. So, sentendo anche dei colleghi quando ci incontriamo nei vari incontri che facciamo, nei convegni, che almeno parlo a livello provincia di Treviso, la stragrande maggioranza dei condomini che hanno il problema del riscaldamento centralizzato sono già avanti come attività per mettere questo quindi impianti a norma. Siamo a buon punto. Siamo a buon punto, sì, onestamente sì. Poi non lo so delle altre parti. Insomma, ognuno poi guarda quello che gestisce, certo, no? Ovviamente. E è un periodo in cui alle persone vengono richiesti molti comportamenti virtuosi per quanto riguarda la differenziata, risparmio d'acqua, risparmio energetico in generale. Certo. E quando si gestiscono condomini con tante tipologie di utenti, chi aiuta questi utenti a sapere quali sono i comportamenti più virtuosi? Beh, io nel mio piccolo come amministratore magari l'informativa la si dà, basta anche magari un paio di fogli di carta in cui vengono indicati in maniera semplice e schematica quali sono le possibilità anche spicciole per poter risparmiare anche pochi euro, ma che poi alla fine vanno a incidere sul totale del bilancio del condominio. Ad esempio, quello che è la solita questione che magari si coprono i termosifoni con coperte o si mettono i panni a stendere sopra, questo ovviamente crea da una parte dispersione. Esattamente, può essere dispersivo, ma soprattutto creare anche danni, squilibri, per non parlare di modificazioni posticce che vengono fatte anche ovviamente in buona fede per cercare di risparmiare, ma che poi vanno a creare dei problemi che si aggiuntivi. Trovano. E quindi è l'amministratore di condominio che aiuta il condomino in queste buone pratiche? Ma sì, l'amministratore di condominio può farlo, possono farle anche le imprese che vengono chiamate dal condominio attraverso l'amministratore ad intervenire. Molte volte ci troviamo al termine dei lavori che il perito che ha seguito il progetto piuttosto che la ditta che ha realizzato l'intervento può fare anche delle spiegazioni semplici, ripeto, perché tutti possano capire. Magari le cose più semplici, quel tipo di non aprire finestre d'inverno e di non fare il cambio d'aria quando il riscaldamento sta andando, quella è una cosa che dovrebbe essere per tutti, ma che purtroppo tante volte ci troviamo a dover scontrarci. Sì. Invece è un periodo che si sente parlare di certificazioni energetiche, tutto viene ormai classificato con delle lettere, no? Esatto. E anche le case, le abitazioni. Sì. Così ci dai non sono facili da capire, ce ne sono tante. Ce ne sono tante. Allora, intanto partiamo dal presupposto che chi compra una casa non ha alcun tipo di manuale di istruzioni. Faccio un esempio classico: quando compriamo un cellulare piuttosto che un elettrodomestico ci danno un libro di istruzioni da mezzo chilo. Compriamo una casa, non ci danno assolutamente nulla. Questo fa già capire in che situazioni si può trovare chi oggi compra un appartamento a doversi barcamenare tra impianti, domotica, riscaldamenti, condizionamenti e tutta una serie di questioni. È un mondo misterioso. Un mondo misterioso e che nessuno ti spiega. Quindi questo può anche essere deleterio per il condomino, perché puoi trovarsi magari a pagare migliaia di euro di spese condominiali per riscaldamento perché nessuno gli ha spiegato. La certificazione energetica è invece un obbligo di legge da qualche anno, sia per chi compra che per chi per chi vende o per chi affitta un appartamento. È necessario consegnare da parte del locatore, da parte del proprietario o venditore, un'attestazione che stabilisce il grado di certificazione della propria casa. Si parte dalla lettera A. Ma per esempio, se io acquisto una casa con la letterina A, sì. Quali sono le caratteristiche generali che ha questa casa? Beh, la casa in classe A... Dico, qual è la più a risparmio energetica nella scala? Quello che hai detto tu, la casa in classe A
è la casa più risparmiosa, quindi che ha delle caratteristiche di isolamento e di risparmio energetico in senso generale, casa passiva si intende, cioè che non produce, o meglio scusa, che non consuma energia, ma addirittura può avere anche un saldo negativo, quindi produce più energia di quella quindi che consuma. può avere pannelli Solari, fotovoltaici, solare termico, il geotermico, quindi le sonde che dal terreno recepiscono l'acqua. Quindi la migliore dal punto di vista energetico è la A, e poi si scala fino alla lettera G, che sono quelle più energivore, si dice. Energivore è bello, quelle che mangiano energia. Esatto, e com'è la situazione attuale del parco abitativo che tu gestisci? Allora, che io gestisco c'è un po' di tutto. La classe A, onestamente, lo sappiamo bene, le costruzioni, non parlo della nostra zona, ma un po' in generale. Le costruzioni della classe A risalgono a cosa? Gli ultimi 5-6 anni? Gli ultimi 4, 5, 6 anni in cui, sia per normativa ma anche per scelta politica delle imprese, hanno preferito scegliere questa strada del risparmio energetico per avere ovviamente anche Poi ci sono delle agevolazioni. Sì, ovviamente anche agevolazioni, sì. Diciamo che adesso comunque siamo, purtroppo la speculazione edilizia, quindi la cementificazione della nostra zona ha portato a vendere qualsiasi cosa, quindi a costruire con qualsiasi materiale, ovviamente non i migliori, devo essere onesto. E quindi le classi energetiche partono dalla C verso la G. Quindi noi abbiamo anche molti condomini che risalgono agli anni 70, sì. Quindi lì bisogna fare interventi notevoli per riuscire comunque ad andare in linea con queste nuove filosofie. Sì, ma guarda, paradossalmente è più semplice informare e convincere i condomini perché c'erano i famosi riscaldamenti centralizzati, tutte quelle cose. Sì, centralizzato classico, nel senso che io ho un appartamento di 100 metri quadri e pago per i miei 100 metri quadri, anche se il mio appartamento è vuoto. Esatto. Adesso appunto la contabilizzazione permette il giusto consumo. C'è ovviamente da dire che, ripeto, è più semplice quasi convincere i condomini, i proprietari degli appartamenti che hanno una certa età a fare questi tipi di interventi, perché capiscono che sono nel momento in cui devono mettere mano. Magari uno che l'ha preso 10 anni fa dice doverlo riprendere in mano è un po' più seccato. Non se ne parla nemmeno. Però credo che lo si debba fare, no? Sì, onestamente se uno ci tiene la propria casa deve ovviamente cercare di metterla, fare in modo che sia la migliore possibile, anche per un discorso di affitto, di vendita. Vendere un appartamento, affittare un appartamento che ha certe caratteristiche e certi plus è molto più facile magari trovarsi un appartamento della stessa età che però presenta delle caratteristiche qualitative peggiori, questo è normale. Bene. C'è qualche altra novità che ritieni di raccontarci in quest'ambito? Tu che poi hai anche un ruolo, sei presidente. Io sono segretario provinciale di ANACI Treviso, l'associazione di 8.000 amministratori di tutta Italia, non è che so tutto. Però diciamo che si cerca di informarsi anche tra di noi, c'è un bel gruppo qui a Conegliano, Treviso, siamo un bel gruppo di amministratori. Sinergico, bravissimo. Ma l'unica cosa che volevo aggiungere, sempre riguardo del bonus energia, che le detrazioni possono anche essere girate ai fornitori, ovvero se io sono un condomino incapiente, quindi non ho un reddito sufficiente che mi permette di scaricare la detrazione, di usufruire della detrazione. Sì, la posso girare al fornitore facilmente, non servono tante scartoffie. Ma è questo da tanto o è una... Da quest'anno c'è questa possibilità che magari tanti non sanno, soprattutto nell'ambito dei condomini. C'è la persona che comunque dice vabbè, io non posso detrarre, non mi interessa nemmeno fare l'intervento. In realtà la detrazione può essere girata pari pari, cioè quello che io detrago come quota millesimale la posso detrarre al fornitore, il quale ha tutto il vantaggio ovviamente di portare in detrazione. Basta fare una semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate che il signor X cede i suoi benefici fiscali all'impresa Y, quindi è molto semplice. Quindi è un beneficio in più a cui si può attingere. È un incentivo in più per convincere magari quelli che nell'ambito del condominio, non essendo coinvolti in una detrazione, quindi non avendo economicamente parlando un vantaggio, possono essere quelli che si tirano possono girare a qualcun altro. Possono girare al fornitore acquisisce il credito. Invece parlando di energie verdi, c'è ancora la corsa a pannelli oppure questa cosa si è fermata perché comunque gli incentivi sono... Gli incentivi sono diminuiti ovviamente perché anche lo Stato forse non ha fatto bene i propri calcoli. Naturalmente poi c'è il vantaggio
che la persona può avere dal punto di vista suo personale, può dire io voglio avere un vantaggio mio e creare meno impatto ambientale negativo e lo faccio. Vabbè Però, dai, comunque quello che tu ci hai detto è che comunque l'indirizzo è quello di cercare di sistemare i condomini, anche quelli più vecchi, verso comunque il risparmio energetico. Ci sono i bonus che tu ci hai raccontato, le Certo. agevolazioni, le detrazioni. Quindi noi ti ringraziamo per Grazie a voi. averci dato una Grazie spolverata a te. di novità Grazie e magari mille. in futuro ti rinvitiamo Volentieri. per se ci sono ulteriori cose che non sappiamo. Volentieri. Grazie Grazie mille, mille a te. buona giornata a tutti e grazie. Arrivederci, grazie.